Buon pomeriggio a tutti e a tutte, ben ritrovati a questo terzo incontro del seminario con Massimo Recalcati dal titolo Paradigma sicuritario e nuove melanconie. Entriamo quindi proprio nel vivo, no? del tema che il titolo enuncia. In questi 2 giorni, come una sorta di carrellata cinematografica, siamo partiti da un testo di Freud, Lutto e melanconia, del 1917, ci siamo mossi a cavallo dei 2 bracci di quella figura, no? La melanconia e la mania, e stamattina, ricapitolando anche il discorso sulla melanconia, sono emersi dei temi nuovi, dei temi interessanti. Ora, io, visto che sono un esperto di Hitchcock e di suspense, sono proprio preso da questa suspense di sapere cosa viene dopo, quale sarà adesso le cose che ci racconterà il professore Calcati, al quale cedo immediatamente la parola. Prima di entrare nel vivo del tema di questa mattina, volevo completare con un'immagine che avrei voluto già raccontarvi questa mattina, ma non ho avuto il tempo, che sono 2 immagini che noi troviamo in Nietzsche, che possono davvero, come dire, condensare il lavoro del lutto e il suo esito. Abbiamo già citato Nietzsche più volte perché per certi versi è sotto traccia in tutto questo problema del passaggio dalla perdita alla separazione. Dal punto di vista filosofico, il concetto di morte di Dio in Nietzsche è esattamente l'indice di questo passaggio, di questo attraversamento, di questa traversata, no? Dalla perdita di Dio alla separazione da Dio e da tutto ciò che ne fa le veci, potremmo dire. Allora, l'immagine è doppia. Una è un'immagine poetica, molto come un lampo, che trovate nella prefazione alla Gaia Scienza, quando Nietzsche descrive l'inverno della vita, come se l'inverno della vita coincidesse con quello che in queste giornate abbiamo descritto il tempo del lutto, il tempo del gelo, il tempo appunto dove le acque ghiacciano, il tempo del silenzio, il tempo dell'abbandono. Si può pensare che la depressione, ma soprattutto la melanconia, assomiglia all'inverno. E Nietzsche in fondo si pone il problema dell'attraversamento dell'inverno, per usare la sua bella immagine della convalescenza necessaria, ma di una convalescenza che diventa anche un luogo di ebbrezza. Sono le parole di Nietzsche, no? In fondo potremmo definire così un lavoro del lutto compiuto. Il lavoro del lutto si compie quando la convalescenza diventa ebbrezza. E quando la convalescenza diventa ebbrezza assomiglia, ecco l'immagine poetica, ad un vento del sud, ad un vento australe. Sono le parole di Nietzsche. Cioè il vento che rende possibile l'inizio della primavera, lo scongelamento, il ritorno della vita alla vita, l'attraversamento dell'ombra spessa della morte di Dio, che per Nietzsche è l'esperienza collettiva, diciamo, del lutto come esperienza necessaria. Allora, la seconda immagine è più complessa perché non è un'immagine, è un racconto che troviamo nella prima parte di Così parlò Zarathustra, quando Zarathustra, che lascia il suo eremo e arriva a portare la sua parola tra gli uomini, incontra un acrobata, un funambolo, impegnato nell'attraversamento della corda. Il funambolo è
per certi versi una materializzazione di quello che Nietzsche chiama Übermensch, appunto un uomo che si spinge oltre la rappresentazione ordinaria dell'uomo, Übermensch, e che sa vivere, diciamo, il rischio dell'esistenza, in bilico, su una corda. Potremmo dire che la dimensione del funambolo e dell'acrobata coincida con la dimensione umana della vita, sospesa tra due nulla, dice Nietzsche, no? Il nulla che ha preceduto la nascita e il nulla della morte, sospeso sull'abisso. Cosa accade in questa scena? Che Zarathustra contempla l'abilità del funambolo, che a un certo punto il funambolo cade a terra e muore. E Zarathustra, mentre tutti gli altri scappano, ecco qualcosa che ci interessa, mentre tutti gli altri si allontanano dal cadavere del funambolo, quindi dal reale di questa caduta, diciamo così, dal venir meno del quadro stabile della realtà, per usare l'immagine di questa mattina, si avvicina al corpo morente, diciamo, dell'acrobata. Questo è un punto molto hegeliano, tenere fermo il mortum, stare presso il morto, il travaglio del negativo, non rigettare, diciamo così, il reale. E dunque accoglie il reale e mette sulle sue spalle il cadavere dell'acrobata e inizia un viaggio. Questo è il punto che descriviamo come il tempo di mezzo tra l'esperienza della perdita, la caduta dell'acrobata, la morte dell'acrobata e, come vedremo fra poco, il tempo della separazione. C'è un viaggio, e il lavoro del lutto è un tempo di mezzo, è un viaggio nella memoria, nel dolore, eccetera, eccetera. E si vede dunque Zarathustra che entra in un bosco fitto, dove non passa la luce, è notte, mentre cammina nel bosco col peso dell'acrobata sulle spalle. È veramente una descrizione straordinaria del lavoro del lutto. È il peso dell'oggetto perduto che noi siamo obbligati nel lavoro del lutto a portare sulle nostre spalle. Peso che schiaccia la vita, ma è un viaggio necessario attraverso il fitto del bosco, attraverso il buio della notte, fino a un punto in cui, diciamo così, Zarathustra decide di liberarsi di questo peso e di dare sepoltura all'acrobata morto. Quindi, come dire, toglie dalle sue spalle questo peso. Abbiamo detto, secondo Freud, il lavoro del lutto portato a compimento si manifesta laddove la vita diventa più leggera, cioè l'effetto di alleggerimento. Il tema della leggerezza è un grande tema nietzschiano, di una gaia scienza della vita che ritorna alla possibilità della gioia, cioè di una potenza affermativa, ma la potenza affermativa della vita implica questo passaggio attraverso il buio del bosco e attraverso la sepoltura. Ma come seppellisce, ecco quello che ci interessa, è l'ultima immagine che voglio dare del lavoro del lutto, come seppellisce l'acrobata? Lo infila all'interno di un albero, lo mette all'interno di un albero, non lo seppellisce sottoterra, diciamo così, ma lo fa diventare linfa. Quest'idea del lavoro del lutto che implica una incorporazione dell'oggetto, diventa la linfa di un albero. È quello che dicevamo oggi quando parlavamo della nostalgia come gratitudine, porta in fondo questo acrobata con sé. Il corpo dell'acrobata dentro il tronco dell'albero, il tronco cavo dell'albero, è un'immagine della morte che diventa linfa della vita. Straordinaria immagine questa, potente immagine. Come spesso accade in Nietzsche, diciamo, in una sequenza di immagini abbiamo una concentrazione concettuale notevole, no? Come in questo caso. Ecco, questa è l'immagine che mi ero scordato e conclude, diciamo, la lezione di questa mattina. Adesso parliamo del paradigma securitario. Allora, come vi ho già detto annunciando questo corso,
il concetto di pulsione securitaria è un concetto che non è codificato nella dottrina della psicanalisi, non c'è in Freud, non c'è in Lacan, non c'è in nessun altro grande pensatore e teorico della psicoanalisi, eppure è qualcosa che serpeggia, che viene evocato sia da Freud, sia da Lacan, sia da Fromm, sia da Reich, da altri autori. E invece è importante provare a concettualizzare l'idea che possa esistere una pulsione securitaria, cioè una pulsione che ha come oggetto non la potenza affermativa di se stessa, quindi non la volontà di potenza della pulsione stessa, ma che ha come oggetto la propria autoconservazione, che non passa dalla espansione della vita, come accade per esempio in Spinoza, dove l'autoconservazione implica il movimento di espansione della vita, della sua potenza, ma questo movimento di autoconservazione della pulsione è contrario alla vita, si realizza come contrario alla vita. Paradosso della pulsione securitaria. Quindi una pulsione che punta a difendere la vita dalla vita. Esiste una pulsione di questo tipo? Una pulsione di autoconservazione della vita che protegge la vita dalla vita? Questa è la domanda. Per fare questo possiamo cominciare in un modo molto, come faccio sempre, piano, affermando che esistono quantomeno due tendenze fondamentali dell'umano, due tendenze, se volete, Freud direbbe due forze, due drang, la spinta, due spinte della pulsione, che hanno a che fare certamente col cosiddetto dualismo pulsionale di Freud, Eros e Thanatos, certo, ma non è semplicemente una duplicazione di questo dualismo, due spinte. La prima spinta è quella che Nietzsche descrive sempre nella Gaia Scienza come l'anima marina dell'umano, cioè la passione per il mare. Cosa vuol dire l'anima marina dell'umano? Che c'è una spinta dell'umano a, come dire, realizzare la propria esistenza come espansione del campo, no? Viaggio, avventura. L'anima marina è l'anima che ha passione per il mare. E il mare è il luogo che illustra per Nietzsche nella Gaia Scienza il luogo della libertà, fondamentalmente. E dunque abbiamo questa prima inclinazione dell'umano che è appunto la passione per l'aperto, l'attrazione nei confronti dell'aperto, la passione per il mare, la spinta ad allargare il proprio orizzonte, no? Se volete, la volontà come potenza affermativa dell'esistenza che si tuffa nella contingenza illimitata della vita. La bellezza di questa immagine. E in Occidente abbiamo una figura che più di tutte si presta a incarnare miticamente la dimensione marina dell'anima umana, diciamo che è Ulisse. È l'Ulisse omerico, cioè Ulisse come figura del viaggio, come figura dell'esplorazione, della scoperta, come pulsione di vita, che non teme l'ignoto. Questo è il punto centrale. Non teme l'ignoto, non si difende dall'ignoto, ma cerca l'ignoto, si appassiona all'ignoto. Nel canto di Polifemo, per esempio, sapete che quando i suoi compagni di viaggio vedono apparire, diciamo, nella campagna questa grande orma di piede del mostro, il loro primo movimento è andiamo via, salpiamo, abbandoniamo quest'isola. E di fronte al mostro, di fronte all'informe, di fronte al reale, Ulisse dice voglio andare a vedere, voglio conoscere.
E tutta l'Odissea è popolata di popoli, appunto, lingue, mostri di ogni genere e specie. E Ulisse in ogni circostanza vuole andare a vedere. Questa definizione dell'uomo che vuole andare a vedere il mostro, che vuole andare a vedere il reale, è una definizione con la quale Lacan definisce Freud. Freud non si è arrestato di fronte all'ignoto, non si è fermato di fronte all'orrore dell'ignoto. È andato fino in fondo, diciamo, ha voluto vedere, ha voluto sapere. È l'affinità profonda che Lacan stabilisce tra Freud e la dimensione tragica e il senso della tragedia greca. Questo senso per Lacan Freud è nel solco dei grandi tragici greci. Andare fino in fondo a vedere appunto il mostruoso, l'informe, il senza nome, l'innominabile, il reale. Quindi Ulisse è una figura, diciamolo con un'altra parola, che è molto importante per la lettura che non a caso Lacan fa nel seminario 7 di Antigone, la grande tragedia di Sofocle, è la parola centrale è la parola sconfinamento. Ulisse è una figura dello sconfinamento, come Antigone per Lacan, figura dello sconfinamento, cioè attraversa i confini. È un extracomunitario nel senso radicale del termine, cioè si pone sempre come estraneo che visita terre estranee. In Ulisse predomina la figura dello straniero. Ulisse stesso è straniero e incontra lo straniero, non teme lo straniero. Non c'è razzismo in Ulisse, non c'è xenofobia in Ulisse, c'è amore per lo straniero. Vi sto dando una lettura un po' nicciana di Ulisse, ce ne sono altre, diciamo. Un po' nicciana perché quando Nietzsche, per esempio, si interroga criticamente sul fondamento del cristianesimo, che sarebbe l'amore per il prossimo, e anche se lui pensa di criticare il cristianesimo, in realtà sta dicendo l'essenziale del cristianesimo, quando dice ma l'amore per il prossimo è una menzogna, è un'impostura, perché l'amore o è amore per il remoto o non è amore. Amore per il remoto vuol dire amore per lo straniero o non è amore. Amare chi ci somiglia, chi ci è prossimo, chi ci è simile, diciamo, non definisce l'amore. L'amore è amore per il lontano, per il remoto, per lo straniero. E Ulisse è l'incarnazione di questo amore per il remoto, amore per chi è lontano. È l'amicizia stellare di cui parla, no? Amore che implica distanza, lontananza, differenza. Questa è un'anima bella, non nel senso hegeliano, è una bellissima immagine dell'anima umana. Tutti noi in fondo amiamo il mare. Ma un mio paziente preferisce la piscina al mare. Anzi, quando si trova in mare aperto si angoscia. È un nuotatore, ama nuotare, vive per nuotare, si potrebbe dire, quindi ha un rapporto libidico con l'acqua, ma può nuotare solo in piscina. Quando si trova in mare aperto è assalito da attacchi di panico. Nuota in piscina, che è uno spazio rettangolare ben definito, dove dice vedo tutto quello che c'è sotto. Non ci sono alghe velenose, non ci sono mulinelli d'acqua che lo trascinano verso il basso, non ci sono imprevisti, non ci sono mostri, non ci sono dei malefici. Nuota in piscina, su e giù, su e giù. Lo fa metodicamente, sistematicamente. La piscina, questo paziente viene non per un problema di piscine, viene perché ha un problema con le donne. Non riesce ad innamorarsi e non riesce a appassionarsi alle donne, perché le donne sono il mare.
e lui vuole mettere il mare del femminile dentro una piscina, che è un'operazione impossibile. Vuole controllare ogni cosa, vuole non sprofondare nell'esperienza abissale dell'amore che comporta l'incontro con l'eteros, con lo straniero che una donna incarna per un uomo, no? Da bambino ha questo ricordo, vede la propria madre bellissima, era molto piccolo, che va dal parrucchiere e a un certo punto, è un signore di una certa età, insomma più o meno la mia età, e a un certo punto la mamma va al parrucchiere, lui rimane con un altro parente, poi vede uscire la mamma dal parrucchiere con quello che una volta si faceva, che si chiama chignon, com'è? Chignon, che è tutta una cosa, lei dice, ho visto un extraterrestre. La bellezza, il rapimento della bellezza femminile che implica una X come in matematica, no? Cioè l'incognita, qualcosa di irrisolvibile, travolgente, il mare. Secondo ricordo fondamentale è con la sua mamma, sempre, di cui era innamoratissimo evidentemente, la mamma bellissima, lui e la mamma che passeggiano lungo il bagnasciuga al mare, lui stringe la mano della mamma, guarda negli occhi la sua mamma guarda negli occhi il bambino, una coppia di innamorati, arriva un'onda mostruosa che travolge la coppia e lui si sente quasi affogare travolto dalle acque. Questi due ricordi sottolineano il fatto che c'è una prossimità inconscia della donna col mare. E dunque la piscina è la soluzione nevrotico-ossessiva, diremmo compulsiva, nei confronti dell'incontro abissale col femminile. Perché vi dico questa? Perché questa trasformazione, conversione del mare in piscina ci introduce alla seconda anima, che è l'anima securitaria. Cioè esiste in ciascuno di noi una passione per la piscina. Diciamo così, per semplificare. Tanto quanto amiamo il mare, tanto quanto siamo attratti dalla piscina. Canetti lo dice, che è stato un grande studioso, diciamo così, della psicologia delle masse. Canetti lo dice molto bene in apertura di un suo libro celebre, Massa e Potere, dove dice, ci capita, fa questo esempio, ci capita spesso nelle grandi città di camminare e mentre si cammina in un grande boulevard, di toccare un estraneo. La nostra reazione è una reazione di immediato allontanamento, se non di disgusto, se non di paura. Canetti chiama questo impatto che viola il confine, viola il nostro confine. A Milano, per esempio, se uno sale su un mezzo pubblico non può non incontrare, diciamo, il corpo degli altri, il corpo degli sconosciuti. C'è inevitabilmente un contatto con lo sconosciuto. Dice Canetti, questo genera il brivido e l'orrore al tempo stesso, brivido e orrore dell'ignoto. E la nostra tendenza è, diversamente da quella di Ulisse, non di conoscere l'ignoto, ma di sottrarci, di prendere distanza, di prendere la misura, di trasformare appunto l'abisso del mare in una piscina trasparente. Chiamiamo pulsione securitaria questa tendenza a fare della sicurezza e della protezione l'oggetto della pulsione. Come dire, la pulsione securitaria investe e valorizza e libidicizza la dimensione del confine, rafforza il confine. Mentre classicamente, freudianamente, la pulsione è un moto che sospinge la vita a trascendere il confine, a oltrepassare il confine,
la pulsione è manifestazione di una potenza vitale, diciamo così, potenza di sconfinamento, di allargamento, di espansione del campo. Esiste una pulsione che contraddice questa versione vitale della pulsione, appunto, che invece libidicizza, valorizza l'argine, il confine, potenzia il confine. Non sconfina Ulisse, ma rafforza il confine. Perché, cito Freud, vedete come appunto non c'è il concetto di pulsione securitaria, ma Freud ruota attorno a questo concetto senza nominarlo, perché, cito Freud nella psicologia delle masse, per l'essere umano, scusate, la citazione precisa è: l'essere umano contrabbanda volentieri la propria felicità con la propria sicurezza. Preferisce, sempre Freud, preferisce piuttosto l'obbedienza cieca all'esperienza ingovernabile della libertà. Ora, noi troviamo già nell'Etica di Spinoza questa problematica, no? Quando per esempio Spinoza dice che l'essere umano paradossalmente preferisce le catene alla sua libertà. O quando dice ogni sovrano, più o meno, ogni sovrano cerca le anime perse e le anime perse cercano un sovrano. Come dire, la libertà è non solo il luogo della liberazione, ma è il luogo di una vertigine, di uno spaesamento, di uno smarrimento, che porta la vita a ricercare nell'obbedienza cieca, cioè nel mettersi nelle mani di un padrone, di un sovrano, la soluzione della vertigine della verità. Quindi la libertà non è solo una liberazione, ma è anche il luogo di un'angoscia fondamentale. Di un'angoscia fondamentale. Quale angoscia? Per cui appunto l'essere umano tende, come recita un titolo di un grande libro di Erich Fromm, del 1942, anche questo un libro scritto in piena Seconda Guerra Mondiale, dove trovate una straordinaria analisi del nazismo e soprattutto della figura di Hitler, veramente uno dei contributi psicoanalitici più interessanti della figura di Hitler. Questo libro si intitola Fuga dalla libertà. Come dire, la libertà non è solo appunto liberazione, ma anche un luogo di vertigine, di angoscia, che noi contrabbandiamo in cambio della protezione e della sicurezza. Questo è il cuore del paradigma securitario, che lo troviamo descritto anche qui in un modo interessante in un altro libro importante che ci aiuta a costruire questo paradigma. È un libro degli anni 30, siamo sempre nel pieno del Novecento, quindi nel pieno dell'affermazione dei totalitarismi e dei regimi dittatoriali. Il libro si intitola La psicologia delle masse nel fascismo, è di William Reich, dove voi trovate questa formula incredibile per certi versi, che viene ripresa da Deleuze e Guattari nell'Anti-Edipo, questa formula incredibile quando si chiede: ma il problema, riflettendo sul fascismo, il problema non è perché l'Europa sia diventata, pensa all'Italia e alla Germania soprattutto, perché l'Europa sia diventata fascista. Il problema non è perché l'Europa abbia preferito la schiavitù alla libertà. Cioè il problema non è che l'Europa ha dovuto sopportare il fascismo passivamente, che non ha reagito al fascismo, che ha dovuto, come dire, subordinarsi al fascismo.
accettare la censura, la soppressione della libertà di pensiero, il carcere, la violenza, l'omicidio, e non ha reagito. Il problema non è l'assenza di reazione dei popoli europei di fronte alla tragedia del nazifascismo. Il problema vero, dice Reich, è come è potuto esistere un desiderio di fascismo. Quello che è sconcertante è che può esistere un desiderio fascista, cioè che il desiderio non è solo potenza affermativa della vita, ma c'è un desiderio del fascismo. Questo è sconcertante, questo è scabroso e questo è al centro del paradigma securitario. Possiamo dirlo con le parole di Freud in una delle 5 conferenze di psicanalisi, che è il testo che io consiglio sempre ai miei allievi di leggere per primo, diciamo, o di considerarlo un testo di riferimento fondamentale, si intitola 5 conferenze di psicanalisi, perché forse sono le pagine dove Freud è riuscito a dare la sintesi più completa e profonda della psicoanalisi con un linguaggio molto semplice. Sono conferenze che tiene nelle università anglosassoni, diciamo, anglofone. E in una di queste conferenze si interroga, pensate un po', si interroga sulla scelta dei monaci e delle suore di clausura. E si chiede, ma che cosa spinge giovani uomini e giovani donne a ritirarsi in convento? Che è una domanda importante, no? Freud ha una concezione, Lacan diceva che era un materialista grossolano, quindi ha una concezione della vita spirituale un po' così, diciamo, un po' reattiva, come se la vita spirituale fosse una reazione nella difficoltà della vita a vivere, no? Quindi diciamo, trascura invece una suora di clausura potrebbe spiegare a Freud che la vita spirituale in se stessa è una vita di grande apertura, che la vita dello spirito è una vita aperta. Non convincerebbe Freud, diciamo, però proverebbe a spiegare che la vita in un monastero non ha nulla a che fare con una vita di reclusione. Però mettiamoci nella testa di Freud. Freud dice: questi monaci e queste suore che scelgono la clausura hanno un denominatore comune. E quale sarebbe il denominatore comune? Sono stati, dice Freud, offesi dalla vita, feriti dalla vita. Quindi la vita ha ferito la vita, dunque la vita si ritrae dalla vita. Chiamiamo questa inclinazione claustrale, conventuale, claustrale della pulsione, pulsione securitaria. Vivere in convento è un po' come nuotare in piscina, diciamo così, agli occhi di Freud quantomeno, no? E quindi indichiamo questa pulsione come la pulsione che sta governando le nostre vite oggi. Questa pulsione è una pulsione che ha recentemente, per esempio, eletto la figura del muro al nuovo grande simbolo della contemporaneità, dal punto di vista anche politico. Donald Trump vince le elezioni negli Stati Uniti attraverso l'invocazione, l'evocazione del muro che separa gli Stati Uniti dal Messico, ma questa evocazione del muro rimbalza in tutto l'Occidente, no? Passa attraverso la Brexit, arriva alla teorizzazione salviniana del porto chiuso, ai fili spinati dell'Europa orientale, finanche ai miei occhi nel scatenamento putiniano della guerra. Cioè l'idea è fondamentalmente rafforzare, militarizzare, presidiare i confini. La pulsione securitaria è una spinta a militarizzare i confini, quindi è una pulsione sovranista.
Il sovranismo non è solo una tendenza della politica contemporanea, ma è una inclinazione dell'apparato psichico. Il sovranismo è rendere il confine solido, è una solidificazione del confine. Quindi di che cosa gode la pulsione securitaria? Gode nella solidificazione del confine. Gode nel rendere il confine impermeabile. Gode nell'ingessare, nel militarizzare appunto il confine. Quindi nel rendere la vita sicura e protetta. Ora, è chiaro che quando si parla di confine, Freud parla di confine più volte, tocchiamo una delle parole chiave, diciamo, del nostro tempo, del lessico contemporaneo, no? Il confine è diventata una parola di grande attualità. Ora, quando Freud, in al di là del principio di piacere, dedica lunga parte della sua riflessione al tema del confine, sostiene fondamentalmente che l'attrazione verso il confine definisce la vita umana nei suoi esordi. Come dire, la vita tende a produrre scudi, barriere, sono parole che trovate in Freud, scudi, barriere, protezioni, argini, difese, sono tutte parole che trovate nel capitolo 5 di Al di là del principio di piacere, cioè l'idea che la vita nasce e appena nasce costruisce confini. Costruire confini è una definizione della forma umana della vita. Costruisce difese nei confronti della vita. Perché costruisce difese, costruisce confini? Lacan lo dice in un modo semplice e un po' più scoppiettante, quando dice l'uomo è un animale che ovunque vada, la prima cosa che fa, costruisce prigioni e bordelli. Che è una bella sintetica rappresentazione di quello che sto cercando di dirvi. Cioè il bordello sarebbe il luogo del divertimento, della pulsione, del mare, se volete, no? Dei mostri marini, del casino, e poi la prigione. Prigione e bordello. C'è una spinta claustrale e c'è una spinta marina. Ecco, quando Freud riflette sul confine, stavo dicendo, mettendo in linea questi elementi per costruire una teoria del confine, la psicanalisi è una dottrina del confine. Se uno rilegge in questa luce tutta la metapsicologia, cioè la distinzione tra coscienza, preconscio, inconscio, prima topica, seconda topica, superio, es, io, cosa sta facendo? Sta delineando una geografia psichica dei confini interni. E qual è la tesi di Freud? Che questi confini, che sono confini che custodiscono una moltitudine, una pluralità interna, questi confini si ammalano, questi confini diventano patologici quando diventano, uso la sua espressione, quando diventano carapacici, come degli scudi, quando diventano come un carapace, no? Che ci protegge dalle stimolazioni esterne e interne. Allora in questo senso noi abbiamo malattia mentale. Attenzione, Cioè per Freud la malattia mentale non è dovuta tanto alla debolezza dei confini, ma al rafforzamento identitario dei confini. Per esempio tutto il lavoro di Roberto Esposito in questi anni sul paradigma immunitario parte esattamente, Esposito non è un suo riferimento, ma insomma Freud aveva già intravisto le cosiddette malattie autoimmuni, cioè il fatto che un soggetto si ammala perché si difende e la difesa estrema della sua identità genera il collasso dell'identità e dunque una patologia che chiamiamo oggi malattie autoimmuni. Sono le malattie prodotte dal fatto che l'apparato
interno, si difende da una presenza ostile percepita all'interno del nostro stesso corpo. E quindi il rafforzamento delle barriere che ci proteggono diventa una sorta di boomerang, si realizza un effetto controfinalistico e finisce per farci ammalare. Allora, torniamo da capo. La tesi di Freud è che la vita si ammala quando il confine si rafforza unilateralmente, si ammala non per un difetto di identità, non per un indebolimento del confine, ma per un iper rafforzamento del confine dell'identità. Si ammala non per mancanza di senso dell'io, potremmo dire, ma per un eccessivo attaccamento all'io. Questa è l'intuizione che Freud ha. L'intuizione clinica di Freud è che la malattia mentale, la sofferenza mentale, e su questo diciamo la tesi di Freud incrocia quelle per esempio della tradizione buddista, dove i buddisti sanno bene che è l'attaccamento all'io che genera sofferenza. La tradizione buddista, la tradizione cristiana, una certa tradizione mistica cristiana, che mette in luce il fatto che più l'umano si attacca al proprio io, più soffre. La sofferenza si genera da un'eccessiva ipertrofia dell'io, non da un indebolimento dell'io. È chiaro che noi potremmo dire che i confini devono esistere, ovviamente, no? Perché senza confine noi abbiamo schizofrenia. La schizofrenia è la malattia della dissoluzione del confine, è una malattia, non è una cosa bella. Essere schizofrenici non vuol dire essere liberi, significa essere squartati dal reale, frammentati, polverizzati, violentati dal reale. Il mio paziente schizofrenico dice: la mia vita è come quella del mercurio in un termometro, quando si spacca il termometro. È vita che non sta insieme, non ha confini, è una materia liquida. Questo non nel senso, è l'errore che commettono a mio giudizio Deleuze e Guattari, non nel senso della enfatizzazione della potenza deterritorializzante della pulsione, ma del crollo di ogni senso del confine, dunque dell'identità, dell'orrore della follia. Quindi non la follia come liberazione, ma la follia come esperienza pura del reale, dell'essere, come dice Lacan, sommersi dal reale. Quindi la schizofrenia mostra cosa succede quando i confini si dissolvono. Noi abbiamo bisogno di confini. Abbiamo bisogno, cosa che uno schizofrenico non sa fare, di distinguere ciò che è mio, ciò che è dell'altro, ciò che è me, ciò che non me, l'interno dall'esterno. Come vi dicevo oggi in un esempio clinico, se sono al cinema quello che vedo sono immagini, non devo per forza abbandonare nell'angoscia la sala cinematografica se vedo una sparatoria, perché so che quegli spari non mi possono colpire. Ecco, distingo la sinistra dalla destra, posso allacciarmi le scarpe. Uno schizofrenico tutte queste cose non è detto che le possa fare, non è detto che abbia acquisito un'immagine unificata del proprio corpo e dunque il sentimento della sua identità, la differenza tra l'interno e l'esterno, tutto è, come dire, mescolato in una dimensione di indifferenziazione caotica. Quindi noi abbiamo bisogno dei nostri confini, le città, la vostra città come la mia, hanno una storia, una memoria, una tradizione e i confini tutelano questa identità, questa memoria, questa tradizione. Quindi il confine deve esistere, ma quello che ci dice Freud, molto prezioso, è la natura del confine deve essere non carapacica, ma porosa. Ecco il termine chiave, che viene ripreso da Bion, diciamo, nella sua formulazione metapsicologica, diciamo, cioè l'idea che il confine che è utile alla vita
è un confine, Freud dice una membrana che si rivela porosa. Cosa vuol dire porosa? Che consente lo scambio, il passaggio, la transizione. Mentre il confine definisce un'identità, mostra anche che l'identità non può sussistere se non in un rapporto plastico, poroso, flessibile con la differenza. E quindi le nostre città, che hanno una storia, una tradizione, una memoria, se non sanno accogliere chi non appartiene a questa tradizione, identità, memoria, sono perse, perdute. Il confine porta con sé la necessità e la plasticità. Questa è una definizione che uno dei più grandi psicanalisti viventi, Christopher Bollas, dà di mente democratica. Quando una mente è democratica e non securitaria, la mente democratica è una mente, Bollas usa questa espressione, plastica, flessibile, cioè integra, non scinde, non dissocia, ma integra, tiene insieme, non separa, non disgiunge, si muove per progressive inclusioni, non per segregazioni, per scissioni paranoiche. La mente fascista è una mente, non mi riferisco a nessun personaggio politico, noi stiamo ragionando sul funzionamento psichico, dunque il funzionamento paranoico della mente o fascista della mente si produce, si realizza per scissioni, per segregazioni, il bene, il male, il buono, il cattivo, il familiare, l'estraneo, il conosciuto, l'ignoto, per progressive scissioni, opposizioni. È la natura paranoica della metafisica, si potrebbe dire. Diversamente, la mente democratica produce integrazioni, non è gnostica, non è manichea, ma si muove sempre impastando, impregnando l'uno con l'altro. Il paradigma securitario è un paradigma gnostico, manicheo, è un paradigma paranoico al suo fondo, cioè mette al centro appunto la protezione della vita, ma mettendo al centro la protezione della vita finisce per distruggere la vita che voleva proteggere. Vi faccio un esempio di tutto questo funzionamento, forse un esempio che diversi di voi conosceranno, ma insomma lo faccio sempre, quindi può essere che mi abbiate già sentito farlo, ma è un esempio molto semplice e decisivo per capire il funzionamento del paradigma securitario. Questo è un esempio che non viene da Dazzi, ma viene da Jean-Luc Nancy, uno dei più grandi filosofi della contemporaneità, diciamo, che ci ha lasciato qualche tempo fa, poco tempo fa, e viene in un libretto che voi trovate, potete leggere in una serata, tranquilli, sono 20 pagine, 25 pagine, 30 pagine forse. Questo libretto si intitola L'intruso e viene scritto da Nancy nel 2002. In quale occasione, è importante ricordarla, quando una rivista di filosofia chiede a Nancy, che era già un filosofo molto celebre allora, gli chiede di scrivere un saggio sul tema del razzismo. E Nancy spiazza, diciamo, la sua committenza parlando di sé, non parlando dello straniero, del migrante, dell'extracomunitario, parla di sé e parla di un'esperienza che in quel momento stava facendo, cioè quella di un trapianto cardiaco, perché il filosofo bianco, europeo, di lingua francese, per poter sopravvivere a una grave malattia cardiaca doveva sottoporsi a un trapianto. Quindi al centro del cuore del filosofo doveva essere impiantato, e quindi espiantato il suo cuore, impiantato il cuore di un altro, e nel testo Nancy si chiede di quale altro.
l'altro di un omosessuale, di un ebreo, di un negro, di un polacco, di una donna, di una lesbica. Il cuore di quale altro viene messo al centro del cuore del filosofo per consentire la sua vita? Ora, lasciamo un attimo, Nancy, poi ritorno su questa grande metafora medica, ma anche politica, insomma. Lasciamo un attimo, Nancy, se noi veniamo alla psicoanalisi, qual è il contributo fondamentale che la psicanalisi ha dato alla dottrina filosofica anche del corpo, che ha tutta una tradizione, diciamo, alla filosofia contemporanea del corpo, che ha tutta una tradizione che parte con Schopenhauer, con Nietzsche, attraversa la fenomenologia, arriva fino all'esistenzialismo, cioè l'idea fondamentalmente, la grande novità filosofica di questa corrente che si inaugura con Schopenhauer è che, diversamente da quello che pensavano i metafisici, cioè la filosofia tradizionale, non esiste dualismo tra l'anima e il corpo, ma esiste una loro profonda unità. Non esiste anima che non sia incarnata in un corpo e non esiste carne che non sia orientata da un'anima, diciamo. Quindi non esiste intenzionalità, si direbbe più a rigore, che non sia incarnata e non esiste carne che non esprima un'intenzionalità. Il dualismo platonico, lo dico vedo anche molti giovani liceali, no? Che si codifica nel Fedone, secondo il quale appunto il corpo sarebbe il carcere, la tomba o anche la follia dell'anima. Questo dualismo viene oltrepassato da questa tradizione di pensiero che sostiene invece che non c'è dualismo tra anima e corpo, come fino a Cartesio si ritiene, ma che appunto l'anima è già corpo e il corpo è già anima. Quindi siamo di fronte a una sorta di monismo fondamentale che oltrepassa il vecchio dualismo metafisico nella rappresentazione del corpo. Quindi io non ho un corpo come ho questa bottiglia, o ho il portafoglio, se ce l'ho ancora, nella mia giacca, non ho il corpo, ma io sono il mio corpo. E il mio corpo è ciò che io vivo, quello che Heidegger descrive il corpo esistenziale, che non è una cosa che avvolge la mia anima, ma è già la mia anima, no? Che il cristianesimo in questa tradizione fa un po' breccia e discorso a sé, perché diciamo la grande scommessa cristiana è che appunto Dio è corpo. Kenosis è questa esperienza dell'incarnazione radicale, diciamo, ma chiudo la parentesi. Allora, rispetto a questo dibattito, dualismo anima-corpo o unificazione fenomenologico-esistenziale dell'anima nel corpo, e i fenomenologi, per esempio Merleau-Ponty pensa che Freud sia da includere in questa tradizione. Fa riferimento per esempio al corpo isterico pensato da Freud e dice, beh, nel corpo isterico Freud che cosa ci mostra? Che il corpo parla attraverso i suoi sintomi. Dunque che esiste un discorso dell'organo, come direbbe Freud, no? E dunque se esiste un discorso dell'organo, beh, tra lo psichico e il somatico non c'è differenza, nel senso che l'uno esprime l'altro e viceversa. Quello che Merleau-Ponty descrive come la dimensione espressiva del corpo e che Freud traduce come compiacenza somatica nell'isteria, cioè il corpo parla, quindi il corpo è impregnato di anima, diciamo, il corpo è impregnato di anima. Rispetto a questo dibattito, Lacan solleva un'obiezione fondamentale che ci riguarda a proposito del paradigma securitario. Cioè dice non è così, cioè contesta che esista una continuità filosofica tra la tradizione fenomenologico-esistenzialista e quella freudiana. Cioè dice, Freud non dice proprio così.
Cioè non dice che io sono il mio corpo, ci dice un'altra cosa. Attenzione, Per un verso è evidente che io non ho il corpo come ho il portafoglio, ho le scarpe. Chiaro? Per un verso è scontato questo, ma Freud e Lacan insistono nel dire che noi non siamo il nostro corpo, noi abbiamo un corpo. Qual è la perché dice così? Perché dice noi abbiamo un corpo? In questo senso riprende un certo dualismo cartesiano. Noi abbiamo un corpo, non siamo il nostro corpo. Possiamo fare l'esempio che fa Nancy prima del trapianto, il cuore. È chiaro che il cuore, io so che il mio cuore non è il suo, ho esperienza vissuta della presenza del cuore nel mio corpo, ma io controllo i suoi battiti, governo i suoi battiti, o non sono piuttosto, come dice Nancy in un altro testo, battuto dai battiti del mio cuore? Io sono il mio cuore o sono battuto dai battiti del mio cuore? Perché non vorrei innescare nessuna crisi di panico, quindi prendiamola sul nessuno di noi può governare i battiti del proprio cuore. Un mio paziente ha la sua prima crisi di panico quando nel letto, prima di addormentarsi, sta leggendo, è un altro tipo piscina, cioè vive in un sarcofago, quando vive da solo, non ha donne, in solitudine, tutto informatizzato, digitalizzato, la sua casa somiglia alla NASA, diciamo, tutto vive in solitudine totale, evita ogni forma di contatto. Una sera legge, gli viene da, come a volte capita, no? Ascoltare il suo cuore. E sente il suo cuore che ha una strana piccolissima alterazione, cioè i battiti gli appaiono irregolari. E mentre fa questa esperienza, vi sarà capitato, più presta attenzione all'irregolarità del battito, più l'irregolarità del battito aumenta. Per cui a un certo punto il cuore cavalca come dire, in modo indomito, ingovernabile, crisi di panico, sensazione di soffocamento, si angoscia e da lì poi viene a trovarmi. Questa è un'esperienza semplice che mostra che noi non siamo il nostro corpo, che il corpo implica una sorta di esteriorità interna, su cui ha molto insistito Jean-Luc Nancy in contrapposizione alla tradizione fenomenologico-esistenzialista che arriva fino a Merleau-Ponty. L'esempio che fa Freud è un esempio un po' più, diciamo così, hard, ma tanto siamo tra adulti, si può fare. È l'esempio del piccolo Hans, che ha la sua prima crisi d'angoscia, è un bambino di 6-7 anni, ha la sua prima crisi d'angoscia quando la mattina si sveglia col pistolino duro, col fa pipì dritto. È una cosa che i maschi sanno, di solito succede, almeno fino a una certa età. Escluso i presenti, ovviamente, a cui succederà sempre. Ma che cosa è che sorprende il piccolo Hans? Che il pene è suo e non ha dubbi su questo, ma non lo governa. Cioè si drizza, diventa, si erige come se fosse un corpo estraneo nel proprio corpo. Ecco il dualismo che riappare. Cioè quella piccola proboscite che si inturgidisce nel corpo del piccolo Hans, appartiene al piccolo Hans, ma per un altro verso no. E questo provoca una crisi d'angoscia che piccolo Hans risolve attraverso una fobia, cioè sposta il carattere ingovernabile del suo pistolino nei cavalli e comincia a sviluppare la paura dei cavalli.
vede perché il trattamento cognitivo-comportamentale di una zoofobia è impensabile, perché dietro al cavallo che cosa c'è? Il pistolino del piccolo Hans. Perché questa è una grande soluzione? Perché allora il problema non è più l'erezione che non posso governare, ma se faccio attenzione a evitare, mentre cammino nella Vienna della prima parte del Novecento, i luoghi dove girano le carrozze coi cavalli, e c'è tutta una mappatura della città che gli consente al piccolo Hans di evitare l'impatto coi cavalli, sono salvo. Ma capite? Cioè, capite come quindi la fobia si trasforma in paura. Quindi la dimensione dell'angoscia, l'angoscia si trasforma attraverso la fobia in paura. Il guadagno qual è? Che l'angoscia è angoscia di qualcosa che non sappiamo. Cosa sta succedendo? Si chiede. La paura è la paura di un oggetto, in questo caso del cavallo. Basta evitare i cavalli, io sono tranquillo, sono sereno. Questa è la finalità fondamentale di ogni costruzione fobica nei bambini. Si ha paura di un oggetto per evitare l'impatto con l'angoscia. La fobia è una conversione dell'angoscia in paura. E il guadagno è la localizzazione dell'elemento ignoto in un oggetto noto. Mentre se resta l'oggetto ignoto nell'angoscia, io sono in balia dell'angoscia. Per questo i bambini tendono molto frequentemente a sviluppare fobie, perché in questo modo convertono l'angoscia in paura. E ci sono degli oggetti proprio che i bambini evitano perché sono gli oggetti che catalizzano la paura. Allora, questo è come se ci fosse un'analogia, scusate la dimensione un po' blasfema di quello che sto dicendo, tra il pistolino di Hans e il cuore. L'analogia qual è? Che entrambi questi organi, se volete alto-basso o basso-alto, il cuore e il fa pipì, sono organi che si rivelano autonomi. Sono nostri ma non dipendono da noi, sono autonomi, rispondono a un'altra legge. Chiaro? Questo crea una condizione di precarizzazione della mia identità che proprio nella sua intimità, pensate al cuore, ma pensate anche al piccolo Hans, nella sua intimità si rivela estranea, straniera, ha uno straniero dentro la propria più intima identità. Ed è per questo che la pulsione securitaria sorge all'origine della vita, per esorcizzare sia l'ammontare enorme, dice Freud, l'ammontare enorme di stimoli esterni. Quando un bambino viene al mondo è bombardato dagli stimoli esterni, la luce, le sensazioni, viene gettato fuori dalla sua nicchia intrauterina e viene esposto a un bombardamento di stimoli esterni da cui deve proteggersi, erigendo una diga, diciamo, un confine, ma sia soprattutto dagli stimoli che provengono dall'interno. In un bambino molto piccolo, innanzitutto la fame. Bombardamento di stimoli, di sensazioni che provengono dall'esterno fa sì, qui cito Freud in un testo importantissimo titolato Pulsioni e loro destini, che è nella stessa raccolta dove appare Lutto e melanconia, che si intitola Metapsicologia, e in questo testo Freud dice: proprio perché il mondo appare come luogo sconosciuto di ammontare di una quantità enorme di stimoli, il mondo è vissuto dall'organismo, dal vivente, dal bambino, come ostile, come un pericolo. Lo straniero e l'ostile coincidono, dice Freud. Questo è il fondamento della pulsione securitaria, la coincidenza del mondo in quanto perturbatore dell'equilibrio interno con la dimensione ostile dello straniero. Questa dimensione pulsionale
da cui scaturisce il paradigma securitario non dipende dunque dall'analfabetismo politico, non dipende dal carattere barbaro del ragionamento razzista, ma è iscritto nel cuore dell'umano. La spinta a vivere l'altro, lo straniero, il mondo esterno, come luogo di perturbazioni che minacciano la nostra identità. E dunque la risposta è l'edificazione di barriere, di difese. Non so se è chiaro il punto. Stiamo toccando questo enigma, cioè l'enigma appunto della necessità della difesa, cioè nel rendere il nostro confine inviolabile. Per chi di voi, a me è capitato più volte, ha subito dei furti nella propria casa, sa bene la sensazione che si prova quando si torna a casa e si vede la casa devastata dal furto. È una violazione del confine. Non è tanto l'attacco alla proprietà privata, no, è proprio la sensazione che il nostro corpo, l'intimità della nostra vita è stata violata. Che qualcosa ha fatto irruzione, ha devastato, diciamo così, i nostri confini. Quindi noi non dobbiamo semplicemente, secondo me, adesso faccio una piccola parentesi politica, schernire o guardare dall'alto al basso coloro che ci ricordano l'importanza dei confini, perché bisogna considerare che esiste una dimensione pulsionale che tende a presidiare i confini. E non si può dimenticare questa spinta pulsionale. Al tempo stesso abbiamo detto che se il confine si rafforza troppo, diventa carapacico, annichilisce la vita, dunque il confine deve mantenersi poroso. La porta deve restare aperta, diciamo così. Il confine deve assomigliare, come dice Papa Francesco in un passaggio molto bello di una sua omelia, il confine deve assomigliare a un ponte, quindi qualcosa che tiene insieme, non solo qualcosa che separa, ma qualcosa che unisce, che tiene insieme. Se noi torniamo alla metafora che abbiamo lasciato a metà, Jacques Nancy, dunque, per poter vivere deve integrare lo straniero, il cuore dello straniero. Ci sono delle pagine molto belle su cui Nancy si interroga, ma di chi è questo cuore? Di chi sarà questo cuore? Ho raccontato una volta in un mio lessico, pare lessico civile, l'ultimo lessico che ho fatto in TV, la storia incredibile di un papà americano che perde il suo figlio di 20 anni in un incidente e poi viene a sapere che il cuore di suo figlio ha dato la vita a un altro ragazzo coetaneo e in bicicletta attraversa diversi stati in un lungo viaggio per andare a incontrare questo ragazzo che ha ricevuto il cuore del figlio e ascoltare il battito del cuore del figlio. Come dire, il cuore è diventato straniero, ma resta qualcosa del figlio, no? Quello che dicevamo oggi. In questo battito c'è il resto del lutto. Il battito porta con sé il resto irriducibile dell'operazione dell'Arbeit, cioè proprio del lavoro del lutto che ritaglia un resto, non dissolve l'oggetto, ma ritaglia un resto. Ecco, approfondiamo l'immagine. L'immagine dunque è l'operazione chirurgica, viene tolto il cuore malato, viene impiantato il nuovo cuore, che è il cuore di uno straniero, al centro del petto, diciamo, del filosofo. Ma la medicina ci insegna che esiste una sola condizione che rende possibile il trapianto, che è l'abbassamento delle difese immunitarie. Cioè affinché, noi sappiamo che uno dei grandi ostacoli alla buona riuscita di un trapianto, ci spiega la medicina, è la crisi di rigetto.
quando c'è la crisi di rigetto, quando l'apparato immunologico percepisce il cuore dello straniero come un corpo estraneo. Apro qui una parentesi sull'apparato immunologico. È straordinario il fatto che non accada mai con la gravidanza, perché dovrebbe accadere. Questo è il miracolo della maternità, in fondo, no? Non accade mai, cioè può accadere, ma molto raramente. La gravidanza è un mistero anche per questo, perché la madre alleva nel proprio corpo il corpo di un altro e l'apparato immunologico non lo espelle. Non lo espelle. La maternità, per questo ai miei occhi, è sempre stata una grande figura della cura, no? Perché ha la possibilità di crescere il corpo di un estraneo che si nutre del sangue e delle risorse, diciamo, del corpo materno senza essere quel corpo. Esperienza unica, diciamo, no? Sì, ma diciamo, dal punto di vista anatomico è il corpo di un altro. È un altro corpo, tant'è che quando c'è la nascita diventa un altro corpo. E ha un altro battito del cuore, un altro cuore, altri occhi, altro naso, è un altro, ma è un altro interno. Allora, che cosa accade nelle crisi di rigetto? Accade che il cuore trapiantato sia percepito come il cuore di un altro e dunque viene espulso. Per questo la medicina come interviene? Interviene abbassando le difese immunitarie. Abbassando le difese immunitarie diventa possibile l'integrazione del cuore nel corpo del filosofo. Questa integrazione è un nome della democrazia, della mente democratica, no? Questo è il significato di questa metafora. Se io rafforzo le difese, uccido la vita. Se diminuisco le difese, rendo possibile alla vita respirare, vivere, rendo possibile un nuovo cuore. Al tempo stesso, questo nuovo cuore, così la metafora si completa, resta il cuore di un altro. Cioè il cuore, ma già il mio cuore è il cuore di un altro. È mio, ma è di un altro. Quando vado dal cardiologo, il mio cardiologo mi dice guarda che c'hai questo, quello. Cioè è chiaro che è il mio cuore, però ci appare sempre come dotato di un'esteriorità, no? Recentemente ho fatto un esame molto sofisticato di organi interni attraverso un sistema di intelligenza artificiale incredibile con un amico che poi a un certo punto mi fa vieni, ti faccio vedere come sei fatto. E mi ha fatto vedere alcune cose che non sto a dirvi. E effettivamente io guardavo il film del mio corpo. Quel film che guardavo era il mio corpo. Certo uno potrebbe dire, ma quello è il Körper, è la rappresentazione del tuo corpo, non è il corpo in quanto Leib, in quanto vissuto, no? Ma certo mi può dire questo, ma resta il fatto che l'esperienza che noi facciamo del nostro corpo non è solo l'esperienza di un'intimità, ma è l'esperienza di una esteriorità intima, di un'esteriorità interna, di un'extimité, direbbe Lacan, no? Di qualcosa che è estimo, dentro e fuori e dentro. Il confine perde dunque la plasticità, perde elasticità, perde porosità, diventa uno scudo e questo scudo, anziché proteggere e garantire la vita, insterilisce la vita e la fa morire, toglie ossigeno alla vita. Allora, quando noi parliamo di desiderio fascista, non ci riferiamo desiderio fascista come una delle manifestazioni della pulsione securitaria, non ci riferiamo ovviamente al fascismo storico, né al neofascismo, né a qualunque forma politica di fascismo. Ci riferiamo piuttosto a una tendenza dell'umano, quella che Umberto Eco in una conferenza pubblicata postuma definisce dimensione eterna, non a caso, dimensione eterna del fascismo. C'è un'eternità del fascismo che riguarda il fatto che
Una tendenza dell'umano è cancellare il mondo come straniero e ingovernabile, cancellare l'abisso del mare, cancellare in ultima istanza l'eteros della donna. Bene, grazie. Allora io direi che anche per oggi ringraziamo Massimo Recalcati anche per la sua generosità e disponibilità. Grazie mille.